La notte del 12 novembre, insieme ad altri due complici armati di coltello, avrebbero rapinato a Castelfranco due studenti 23enni di un giubbotto griffato e un paio di auricolari del valore complessivo di 400 euro. Un 24enne di origini romene residente a Santa Giustina in Colle e un 22enne di Loreggia, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono finiti nella rete dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Vedelago. Ma se il 22enne è stato denunciato a piede libero per rapina aggravata, per il 24enne si sono aperte le porte del carcere. Nella sua abitazione, durante la perquisizione disposta dall'autorità giudiziaria, sono stati scoperti e sequestrati 425 grammi di marijuana, quasi 50 di cocaina, 140 grammi di hashish, 4 bilancini di precisione, una pistola semiautomatica con matricola a brasa munita di caricatore e 3 proiettili. Infine 4.520 euro in contanti, parte dei quali macchiati da sistemi antifurto per bancomat. Il giovane operaio è stato dunque arrestato e rinchiuso in carcere a Padova. Le indagini proseguiranno per identificare gli altri rapinatori di via Poisolo a Castelfranco, una notte da incubo per le vittime che si videro di fronte i 4 uomini armati, e anche per verificare se i 2 già rintracciati non siano collegati ad altri episodi di criminalità. La cosa che mi sento di dire è solo grazie ai carabinieri, perché per l'ennesima volta hanno dimostrato la loro efficacia, la loro efficienza, acciuffando coloro che hanno fatto questo reato a Castelfranco, quindi grazie a loro.